Il-wara nofsinhar tajjeb, jekk jogħġobkom. Nilqa lilkom hawn preżenti, nilqa lill-membri tal-medja, nilqa lil dawk li iseguna online permezz ta' news portals u permezz ta' radju RTK. Nagħtu bidu minnu fih għal din il-konferenza tal-aħbarijiet nistieden l-eċċellenza tiegħu in-Nunzju Apostoliku Monsignor Alessandro Derrico, nistieden l-eċċellenza tiegħu Monsignor Arċisqof Charles J. Scicluna u nistieden il-Monsignor Joe Gallia Kurmi fil-preżent Vigarju Ġenerali tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Grazzi. Buon pomeriggio, sono molto grato all'Arcivescovo Scicluna per aver voluto organizzare questo incontro che ci consente di sincronizzarci in maniera solenne con l'annuncio che proprio ora viene fatto in Vaticano di una notizia molto importante per la Chiesa di Malta. Ed entrando subito in medias res, ho l'onore di annunciare che il Santo Padre Francesco, accogliendo la richiesta presentata dall'Arcivescovo Charles Scicluna, ha nominato un vescovo ausiliare per l'Arcidiocesi di Malta, assegnandogli al tempo stesso la sede di titolare di Cebarades, che è un'antica sede vescovile della Tunisia. La persona scelta è ben conosciuta e ben voluta da tutti per le sue distinte doti umane e pastorali e per il molto che ha dato e sta dando alla vita ecclesiale di Malta e della società civile. Parliamo del carissimo Monsignor Joseph Galea Kurmi, vicario generale, al quale vanno le nostre felicitazioni. E consentitemi anche, perché dopo se no i giornalisti certamente domanderanno tutto questo, ma voglio già dirlo con anticipo, di aggiungere qualche breve parola sui motivi che hanno portato l'Arcivescovo Scicluna a domandare un vescovo ausiliare e il Santo Padre ad accettare la richiesta. I motivi sono molto semplici. Sapete bene che Malta ha già una tradizione di un vescovo ausiliare per il dinamismo di queste comunità ecclesiali ed anche per le importanti questioni che spesso si dibattono. E poi questa necessità è emersa ancor più nei mesi scorsi perché, come sapete, Monsignor Scicluna non solo è arcivescovo di Malta, ma è anche presidente della Conferenza Episcopale Maltese e per questo deve viaggiare spesso per prendere parte a incontri e attività all'estero. E soprattutto neppure si può trascurare il fatto che l'arcivescovo è anche un collaboratore molto apprezzato della Curia Romana e ciò lo porta a Roma spesso e anzi, come abbiamo visto, negli ultimi tempi sta svolgendo missioni importanti affidategli personalmente dal Santo Padre Francesco in campi molto delicati come le recenti 2 missioni in Cile. Evidentemente il ruolo del vescovo ausiliare riguarda non soltanto i periodi di assenza dalla sede dell'arcivescovo, ma anche le quotidiane attività di un'arcidiocesi come Malta, tanto qualificata nelle sue componenti e tanto viva nelle sue espressioni di fede.
Congratulazioni allora, cara Eccellenza Vescovo Gio. Fraternamente le auguriamo ogni bene per il suo servizio episcopale e la accompagniamo con preghiera intensa nel suo ministero. E congratulazioni anche a lei, caro Arcivescovo Charles, per la realizzazione di questo suo desiderio, che so bene per lei era una questione molto importante, con il suo ben noto spirito di servizio alla Chiesa di Malta e alla Santa Sede. Con lei, personalmente, Monsignor Simon e tutto il personale dell'Annunziatura Apostolica è lieta di aver potuto fare la sua parte in questo processo di nomina e siamo lieti che l'Arcidiocesi può avere di nuovo un vescovo ausiliare. Come sapete, domani sarà la solennità della Natività di San Giovanni Battista, un santo molto caro alla storia di fede di Malta, perciò inviterei ad affidare a San Giovanni Battista le speranze e i progetti dell'Arcivescovo Scicluna e del nuovo Vescovo ausiliare Monsignor Gio, sicuri che il grande precursore di Gesù non mancherà di ottenere per tutte le componenti ecclesiali di Malta le grazie e le benedizioni di cui essi e noi abbiamo bisogno. Grazie. Eccellenza Monsignor Nunzio Apostoliku, nixtieqek twassal il-gratitudni tal-Knisja f'Malta u tiegħi personali għal din in-nomina li timla l-qalb tagħna bil-ferħ. Jiena perswas li l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Joseph, l-Isqof Awżiljarju l-ġdid, ikompli jkun ta' għajnuna, mhux jibda, ikompli jkun ta' għajnuna fil-ħidma pastorali ta' dioċesi. Flimkien mal-mibki Monsignor Merċieqa, kif nafu il-kol kemm aħna, Father Joseph, l-Isqof Awżiljarju ġdid, ħadem fuq is-sinodu ta' dioċesi li jibqa' kelma profetika dejjem attwali. U l-fatt li llum bin-nomina tal-Papa Franġisku, Monsignor Joseph Galjakurmi qiegħed jiġi msejjaħ biex ikun suċċessur tal-Apostli, jagħti spinta ġdida lil dan is-servizz. Jiena nixtieq ukoll infakkar il-ħidma ta' Monsignor Joseph meta kien ta' għajnuna kbira lil Monsignor Paul Cremona, l-Arċisqof Emeritu, u nirringrazzjah tal-eżempju sabiħ ta' fedeltà li jagħti. Jiena nifraħ ukoll lill-familja tiegħu waqt li niftakar b'mod kommoss fil-ġenituri tiegħu Paul u Josette. Nawgura li fl-4 ta' Wissu fil-għaxija fil-Katidral tal-Imdina, meta niċċelebraw l-ordinazzjoni episkopali, aħna nagħtu xhieda sabiħa ta' għaqda u tal-interċessjoni tal-Qaddisina Lina biex bħala dioċesi nimxu dak l-ispirtu li jippromuovi il-ħajja permezz tal-imħabba, permezz tal-karità. Aziz Monsignor Joseph, jiena nixtieq nippreżentalek l-ewwel kallotta u salib pettorali ta' dioċesi li nixtieqek iżomm anke bħala sinjal tal-għoża tal-poplu ta' Alla inti u tibda din il-ħidma ġdida tiegħek. Nawguralek mill-qalb, Father Joseph.
bella. Bravissimo. Eccellenza Monsignor Nunzio Apostoliku, Eccellenza Arċisqof Ċaxxikluna, Eccellenzi Huti, il-għennet nishtiq nirringrazzjak, Aziz Nunzio Apostoliku, għal-klim tiegħek u nitolbok twassal anki il-gratitudni u fl-istess waqt anki l-għoża lil tana l-poplu Malti l-Papa Franġisku. Nixtieq nirringrazzjah tal-fiduċja u ta' din il-missjoni u responsabilità li qed jafdali u nitlob li nipprova dejjem naqdi din ir-responsabilità b'sens ta' għadi u servizz kbir. Nirringrazzja lilek, Eċċellenza, li miegħek ħdimt dawn it-3 snin u 4 xhur illum. U rajt fik tassew raj ta' erf, ta' qalb kbira, ta' stima fil-Knisja Universali, ta' stima anki kbira mill-Papa Franġisku. Li għalina l-koll Maltin u eżempju wkoll il-Papa ta' kif aħna għana nħarsu lejk u ta' l-eżempju sabiħ li tajtna inti dawn is-snin ta' raj tal-Knisja, raj tal-poplu ta' Alla f'Malta. Xtini ringrazzja ħafna ilkom il-koll, il-familja tiegħi, semma l-Arċisqof il-Mama l-Papa, n-nies ta' Karon Bozza. Nixtieq ningrazzja l-kollaboraturi kollha u nitkellem waħda biss fuq il-messaġġ jiena l-iktar li nixtieq nenfasizzaw li aħna nożżu l-ħajja u nożżuha billi anki insostnuha b'ħafna mħabba. Li ngħixu b'ħafna mħabba il-ħajja tagħna. Nitlob illi nkun rajs kont il-qalb ta' Alla u xtaqt li anki nispiċċa b'din it-talba li issa żmien ngħidha kuljum qabel nibda x-xogħol tiegħi u llum naturalment issa nibda ngħidha b'ħafna iktar ħeġġa talba qasira ħafna mulej għamel li l-ħidma tiegħi tkun dejjem għall-glorja tiegħek, bi-spirtu tiegħek u għall-ġid tal-oħrajn kif għallimtna int. Grazzi ħafna. Questa cosa è bellissima, devo ringraziare l'arcivescovo, io l'avevo detto che l'arcivescovo tira fuori la croce migliore dal... Grazzi ħafna Eccellenzi, nistieden lill-membri tal-medja jekk jixtiequ jistaqsu xi mistoqsijiet, nitlobkom tużaw il-mikrofon u tintroduċu lilkom infuskom u l-organizzazzjoni tal-medja li tirrappreżentaw. Begalia newsbook.com.mt. Xtaqt nistaqsik il-fatt li bħala Vigarju Ġenerali issant il-tart Arċisqof elett. Kif se tinbidel il-ħidma konkreta tiegħek u t-tieni mistoqsija jekk inti x'ħatiħu xi responsabilità partikolari fil-ħidma tiegħek. Bħala awżiljarji, naturalment awżiljarji tal-Arċisqof jiġifieri għall-ħidma li hu jafdali, jiġifieri ħidmi ġodda biex ngħidlek li tjara l-Arċisqof. Però diversi affarijiet kont diġà ovvjament nagħmilhom bħala Vigarju Ġenerali. Issa se nkun anki b'din ir-responsabilità ġdida li ngħin l-Arċisqof fil-ħidma tiegħu bħala raj tal-poplu ta' Alla. Allura anki iktar f'din il-ħidma pastorali tlaqak ma' komunitajiet, ma' gruppi, ma' diet, mal-poplu kollu ta' Alla. U naraw issa nħarsu l-qoddim naraw anki l-affarijiet li jkunu meħtieġa, però awżiljarji huwa dejjem naturalment bajnuna lill-Arċisqof fil-ħidma tiegħu bħala raj tal-Knisja f'Malta. Xi ħadd ieħor?
Nalqu hawnhekk din il-konferenza tal-aħbarijiet. Grazzi lill membri tal-medja li kienu hawn preżenti. Grazzi lilkom, mistednin distinti. Grazzi Eccellenzi, il-kumplament tal-ġurnata tajba li kulħadd. Thank you. Facciamo un bel gruppo, Ascenzo, facciamo un bel gruppo tutti i vescovi. Sì, sì. Venite un po'. Siamo locali.